Benvenuti amici della Gazzetta Sarda, siamo qui con il professor Vittorio Sgarbi per parlare di Brancaleone Cucusi da Romana e siamo appunto qui a Monteleone Roccadori e quindi grazie professor Sgarbi per questa opportunità. Noi siamo legati alla figura di Brancaleone Cucusi perché 20 anni fa c'eravamo anche noi a Masedo di Sassari, quindi abbiamo potuto godere di questa bellissima riscoperta. Mi sembra che forse potremmo iniziare col dire che insomma un personaggio, un artista, lei dice stesso, neanche Caravaggio ha dipinto l'ombra come Brancaleone Cucusi. Ho detto semplicemente che c'è un rapporto con Caravaggio che è legato al realismo, alla volontà di riprodurre la realtà, però nella sua visione si sintetizza con una singolarissima formula con Piero della Francesca, che invece è un pittore astratto sostanzialmente, quindi stanno insieme la realtà e l'ideale, o meglio ancora l'essenziale, quindi lui raggiunge un realismo essenziale, potremmo dire, invece che esistenziale, invece che legato alle figure dei personaggi che vediamo come in fotografia, perché sono fotografie. Cioè che la parte dell'opera di Brancaleone da Romana è fotografica, solo che lui prende la fotografia, la carica di colore, viene fuori qualcosa che non è più la realtà della fotografia e non è neanche il realismo di Caravaggio, è un realismo di essenza, di un pensiero che attraversa la sua mente e determina delle immagini statiche ed estatiche, cosa che per un pittore di quel tempo resta abbastanza unica, forse Casolati, era però più, diciamo, insolita, perché in realtà lui non cambia la realtà, la riproduce, ma nel momento in cui la fa diventare pittura lo trasforma. Possiamo anche dire che è poi un pittore che è caduto anche nell'ombra. Molto. Però lei, professore, l'ha riportato alla luce. Qual è stata l'emozione? Ecco, l'emozione di quel momento, comunque quelle sono state un po' le vicissitudini, certo le ha anche. Quando c'erano le emozioni. Ecco. L'avevo scoperto, una cosa sconosciuta, l'avevo scoperto da poco Antonio da Crevalcore. L'idea di trovare Brancaleone da Romana era un altro modo per legare un nome a un luogo in una dimensione psicologica, quella di Crevalcore e Ferrarese. L'Assemblea dei Sindaci dell'Unione dei Comuni del Villanova, che ho l'onore di rappresentare, e sono qui presenti il sindaco di Romana, di Padria, di Villanova Monteleone e di Mara, che hanno unitamente alla Regione Sardegna, alla Fondazione del Sardegna, patrocinato questo evento che per il borgo storico di Monteleone Roccadoria riveste particolare importanza. Soltanto nel Novecento si cominciano a sentire nomi di artisti sardi che abbiano oltrepassato i confini della loro isola rispetto alla notorietà, e fra questi ovviamente Giuseppe Biasi, che è uno dei più straordinari artisti italiani, dico italiani, del Novecento, o un grande scultore nuorese come Francesco Ciusa. Sono personalità di primo piano e insieme a Dessì, a De Litala, a Ballero, sono quelli sui quali si costruisce, e il compianto storico Magnani e la studiosa Altea hanno dedicato i loro libri per il pittore. Viene guardato dall'occhio innamorato di Della Zoia e dalla attenzione critica del critico del Corriere della Sera Michele Biancale, che sono i due milanesi che si accorgono di lui.
E Biancale scrive in modo così pregnante da farci sentire presente quel momento, da farci sentire come così inizia il destino che poi è la fine del pittore. Conobbi quest'artista che da poco non è più fra i vivi circa un anno fa. Piccolo, pallido, smagrito dal male che lo aveva tenuto parecchio tempo in un luogo di cura, mi si presentava come un pittore che aveva bisogno di una mia garanzia critica per decidere non sé, ma i suoi, a lasciarlo continuare nella via dell'arte. L'ho visto 2 volte in tutto, e 2 volte, a una certa distanza di tempo, ho visto i suoi dipinti. Ma in lui era sempre lo stesso ardore e la stessa tenace volontà di superare ogni ostacolo per realizzare compiutamente il suo sogno. Poi non ne seppi più nulla, e ultimamente ho appreso la sua morte. Aveva, prima di morire, firmato un compromesso per questa mostra a cui tanto teneva, e ora essa si apre senza di lui, e i suoi familiari hanno pregato me, Biancale, che l'ho conosciuto, di presentare la sua arte al pubblico di Milano. Questo è il breve e doloroso antefatto della presente mostra. Brancaleone Cugusi era sardo, ma errerebbe chi dalla sua ragione presumesse un criterio per valutare e classificare la sua pittura. Ecco, non c'è l'elemento né del folklore né del colore locale. La sua stretta parlata di sassarese lo rivelava di colpo, ma vedete che dinanzi alla sua arte egli non si lascia fortunatamente identificare come sardo. Egli aveva vigorosamente rifiutato ogni residuo regionale, ogni suggestione di costume, ogni tradizione di cromatismo locale, ogni abusata caratteristica tipologica. Aveva superato il piacevole, lo speziato, il drammatico, il processionale della sua terra. E anche quando assumeva a motivo dei suoi quadri la Sardegna, come nel quadro Vecchia Sarda, egli non si esprimeva in dialetto, ma astraeva il più possibile dai contrassegni regionali, puntando solamente su ciò che nel carattere sardo è specifico di una intensa umanità. Quindi un elemento universale che, partendo dalla dimensione locale, dal colore e dal carattere sardo, diventa un valore assoluto. Ecco, quel valore assoluto si rispecchia in un episodio, che è quello in cui si sintetizza una vicenda assai singolare, e cioè che un giorno del 1941 il nostro Brancaleone da Romana incontra un giovane sardo di 16 anni. Si chiama Tonuccio Addis, ed eccolo, lo vedete qua. Questo che vedete è Tonuccio Addis, che Brancaleone dipinge e che io ho conosciuto. Io l'ho conosciuto a 88 anni. Immaginare la fotografia di Tonuccio Addis a 16 anni e rivederlo in una fotografia con lui stesso di 88, dello studio dove la responsabile Maria Teresa Fiocchio, sapendo del mio interesse per Brancaleoni, portò nell'ufficio di assessore quel dipinto che è stato alle mie spalle per tanto tempo, indica una specie di sospensione fuori del tempo. Tonuccio Addis arriva a ricercare se stesso, quel se stesso bambino, e il ragazzo sorride come allora e guarda noi come nel 41 guardò Brancaleone Cugusi. Quel ragazzo è diventato un uomo di alta maturità e vede quell'impermeabile e quella camicia rosa, che sono l'impermeabile che aveva il Tonuccio sedicenne e la camicia rosa di quella età adolescenziale, e anche il tentativo di mostrare una serietà, un fare adulto, un'aria di
ragazzo cresciuto che ha già una certa esperienza. Vedete che la posa e anche gli elementi compositivi dello spazio sono assai articolati e singolari, tanto da fare di questo dipinto forse la sintesi dell'opera di Brancaleone. Possibile farlo a Milano perché Giorgio Nicodemi, che era il direttore della Galleria d'Arte Moderna, alla mostra della Permanente acquista questo quadro per le collezioni, per cui da allora, dal 42, il dipinto è stato in deposito dei Musei Civici di Milano. È uscito per venire a trovare me e per farsi ritrovare da Lucio Addis, ottantenne. Quindi quello che è singolare è che questo impermeabile non solo è protagonista di questo dipinto, ma è la realtà, direi metafisica, dell'impermeabile, che non c'è più, perché nella Zoia, che evidentemente lo aveva ritrovato tra le cose di Brancaleone, annuncia di volerlo restituire ai familiari tra le cose che erano rimaste a Milano. Eccolo qua fotografato nello studio del pittore. Vedete come la fotografia sia lontanissima dal dipinto. Ma l'impermeabile non si trova più. Domina nel ritratto, torniamo al ritratto. E ci pare di poter pensare che un po' dell'anima di Brancaleone sia impigliata in quell'impermeabile che non esiste, misteriosamente scomparso, che è scomparso ma c'è, sopravvissuto ma non reperibile. E anche se non esiste più, esiste a tal punto nell'essenza di se stesso, in questo passare dall'esistenza all'essenza di questo dipinto, che ci fa vedere vivo quel ragazzo di 16 anni fra noi, ancora fra noi lui ha 88 anni, e vivo come è sempre stato nella mia mente per la sua capacità di cogliere l'essenza delle cose, Brancaleone da Romana. Direi che la sintesi di questo dipinto rappresenta la forza e la potenza di un'arte assoluta che si muove fra Piero della Francesca e Caravaggio, fra le luci e le ombre, fra l'astrazione e il realismo, fra la fotografia e la realtà, partendo da un'immagine che è sempre fotografica e non è mai fotografica, partendo da un'immagine che riproduce il vero, ma non è mai vera nel senso del realismo, ma è vera nel senso della verità profonda che è dentro di noi. Grazie.